il sentimento indipendentista in Sardegna esiste, non è maggioritario, più o meno si organizza politicamente, partiticamente ad ondate quasi regolari di tempo, non ha ancora avuto, diciamo, una concretizzazione partitico-elettorale tale da poterne in un certo qual modo descrivere un'ipotesi politica alternativa e durevole, però esiste. E secondo me hai ragione tu da un certo punto di vista, esiste per il momento più nelle aspirazioni, nel cuore di molti sardi, più che invece nella traduzione concreta, politicamente concreta, di quel tipo di opzione politica. Ma da questo punto di vista non ci discostiamo da quello che succede un po' in tutta Europa, Non ci discostiamo da quelle che, ora magari faccio arrabbiare Michele, da quelle che vengono definite le nazioni senza Stato. Secondo alcuni noi siamo una nazione senza Stato, secondo altri noi non lo siamo e siamo ridicoli solo ad affermarlo. Io ritengo che noi abbiamo i connotati di una nazione da un punto di vista scientifico, ma questo non significa che avere i connotati di una nazione debba in un certo qual modo portarci a desiderare uno Stato. Ci sono tante regioni in Europa che hanno connotati nazionali ma che non aspirano a diventare Stato. Ci sono però altrettante regioni in Europa che hanno meno connotati nazionali di noi e che aspirano a diventare Stato. Quindi il problema non è lì. Il problema è come questo tipo di sentimento di differenza, tra virgolette, non di distanza o di opposizione o di antagonismo nei confronti del resto d'Italia, perché oggi l'indipendentismo è diverso da quello degli anni 70, ho pochi minuti e non voglio tediarvi oltre. Ma scusa, Carlo, questo qua è il tuo tema. Sì, però giustamente cerco di rispettare in questo... No, vai, io vorrei anche capire cosa hai in mente, perché devo dire che non capisco. Cerco, allora, se mi date dei minuti in più, ok. Sei qua per questo. Ok, allora, pochi minuti in più. Difficile riuscire a sintetizzarlo, ma ci proverò. Questo tipo di sentimento non è un'invenzione, o meglio, tutto è un'invenzione, anche il nazionalismo è un'invenzione, perché è un prodotto umano evidentemente, ma la base sulla quale determinati tipi di sentimenti in Sardegna di tanto in tanto tornano non sono basati sul nulla, sono basati su dati in un certo qual modo concreti. Al di là di come ognuno li voglia interpretare, sta di fatto che tutte le persone che sentono quel tipo di sentimento non automaticamente si traducono in indipendentisti, assolutamente no. E quindi da questo punto di vista tranquillizzo un po' l'uditorio eventuale. Quello che però è importante considerare è che oggi in Sardegna c'è, ma c'è sotto traccia, un dibattito sulla vera questione. Come faccio a tradurre tutti questi, come li possiamo definire, questi sentimenti di popolo da un punto di vista politico? E il problema forte, a mio modo di vedere, è quello oggi di non interrogarsi sul tipo di statuto che noi abbiamo. Cioè il vero problema della Sardegna, a mio modo di vedere, è quello che per troppo tempo non traduce a sistema, non interpreta la volontà presente nel popolo, non tanto per dichiarare la secessione, se così si può dire, che poi è anche sbagliato come termine, dall'Italia, ma quanto, se ha necessità, di richiedere un nuovo patto diverso con lo Stato. E a quel punto lo statuto autonomo, che oggi non risponde... Siccome io qua sono parole un po' vuote, scusami, puoi spiegare concretamente cosa? Per esempio il fatto che noi abbiamo... È un problema giuridico. È un problema anche di gestione. Per esempio il fatto che quasi nessuno sa, proprio per arrivare al concreto, che la Sardegna ha 10 miliardi di euro di credito dallo Stato, perché lo Stato è il primo negatore dello statuto proprio, che è una legge di rango costituzionale, ovvero sia i sardi pagano delle imposte la cui percentuale che dovrebbe ritornare alla Sardegna lo Stato non gliela rigira. Quindi noi oggi abbiamo 10 miliardi. Allora, le quote di compartecipazione al... Non rispondo.
No, io ho scritto anche un articolo e non sono stato ancora finora, come dire, contraddetto. Spero che qualcuno un giorno lo faccia e che mi dimostri che io ho ricostruito male le cose. Finora so, ma nessuno ne parla, che la Sardegna dal 1993 vanta un credito nei confronti dello Stato di circa 10 miliardi di euro, perché il nostro articolo 8, che definisce le nostre entrate, definisce che tutta una serie di percentuali delle compartecipazioni al gettito erariale debbano essere restituite dallo Stato alla Sardegna. Lo Stato incamera il 100% di queste imposte e non ridà indietro alla Sardegna la quota spettante da diversi anni. Però c'è un problema, che in funzione di un accordo fatto nel 2006, la Sardegna paga da sola, unica regione in Italia, da sola, paga la sanità e i trasporti e siamo ancora in piedi. Io vorrei allora che ragionassimo su questo. È autonomia vera quella che ti permette di accollarti un debito, ok, nei confronti dello Stato, ma di non avere al contempo la traduzione di quello stesso debito? Perché in Friuli un problema simile lo hanno risolto. Io non voglio, come dire che probabilmente, anzi, quasi sicuramente in gran parte la responsabilità della classe politica isolana, che non è stata in grado per diverso tempo di richiedere non di più, ma semplicemente quanto gli era dovuto. Io penso che sia una cosa gravissima che lo Stato italiano non rispetti una propria legge di rango costituzionale, perché lo Statuto sardo lo è. Questo è uno degli esempi che posso fare. Con questo non voglio scartare le responsabilità della classe politica isolana, ma siccome appunto Michele giustamente mi diceva che forse erano parole vuote, spero che magari questo inizi a riempire un po' di contenuti. Ne avrei tanti altri, ma veramente non voglio tediarvi. Grazie Carlo, comprendo che sia veramente impossibile parlare di temi così complessi in pochi minuti. No, proviamoci. Posso fare un'altra domanda a Carlo? Quindi se io faccio il seguente calcolo, cioè faccio la Sardegna fiscalmente autonoma, lascio che la regione Sardegna si tenga in tasca tutto il gettito fiscale prodotto in Sardegna, tra IVA, tasse sul reddito eccetera, e poi si paga le sue spese. La Sardegna rispetto ad oggi va meglio o va peggio? Perché secondo la Ragioneria Generale dello Stato va molto peggio. Quindi nei conti che tu stai facendo la Ragioneria dello Stato racconta balle sistematicamente a 50 anni, e può essere, io di Monorchio non ho mai avuto grande rispetto, lo conobbi, sono quasi 30 anni, poi però sono venuti altri ragionieri generali, alcuni invece di cui ho un certo rispetto, compreso l'attuale Daniele Franco, se non sbaglio Daniele è ancora ragioniere generale, no? Sì. Non hanno fatto direttore del merito perché poi lì si cambiano. Comunque, e quindi la domanda è questa, perché sì. È questo, è così? Di Manorchio fa bene a non fidarsi, perché è proprio uno degli artefici. Sì, la risposta è che 2 sentenze della Corte Costituzionale hanno dato ragione alla Sardegna. Non mi hai risposto. Rispondi a me. Non ho le competenze da un punto di vista economico. Allora, non ho la competenza dal punto di vista economico per dire se la Sardegna sarebbe in condizioni di sopravvivere con una cosa del genere, però ho le competenze per dire che politicamente l'autonomia sarda non è agita. Questo sì. Queste sono parole vuote di me. Può darsi. Dei dibattiti precisi. Io ti ho fatto una domanda precisa. Tu hai detto lo Stato italiano, che poi non è un'entità metafisica, è l'insieme delle altre 19 regioni, sia chiaro. Non è un'entità metafisica. Questo giochetto cioè, anche perché la Sardegna è tante cose ma non sottorappresentata politicamente in quel di Roma. Bene, le altre 19 regioni si espropriano un totale di circa 10 miliardi, non ho capito se annuali o sono nell'arco di svariati anni. Nell'arco di svariati anni. Quanti? È dal 93 più o meno. Ah vabbè, sono 400 milioni all'anno. Uno sputo nell'universo. Ok, però ci aiuterebbero non poco probabilmente. Ecco. Domanda, compensano o non compensano questo esproprio con altro trasferimento? Perché il punto alla fine sai, è la somma che fa il totale, e siccome i soldi sono fungibili, se altri trasferimenti dalle altre 19 regioni alla Sardegna sono più che sufficienti a compensare, io direi per carità
possiamo ridiscutere quel che vuoi, e sia chiaro, tra l'altro, voglio mettere chiaro, io sono uno molto favorevole, ci torno dopo, sull'aspetto politico delle autonomie, non mi piace tutto il romanticismo e la retorica sugli paesi senza nazione, sono tutte fantasie, ma sul fatto che poi se uno vuole gestirsi le sue risorse, se le possa gestire nella misura in cui non crea un carico per altri, sono assolutamente favorevole. Però volevo capire se in questo calcolo che tu stai facendo, che è di tipo rivendicazionista nei confronti delle altre 19 regioni, c'è una domanda di federalismo fiscale in senso stretto, ovvero rispettate lo statuto, lasciateci le nostre tasse, insomma vogliamo essere per esempio come la provincia autonoma di Bolzano, altrimenti nota come Sud Tirolo. È questo che stai dicendo? Più che una rivendicazione nei confronti delle altre 19 regioni, è proprio una rivendicazione nei confronti del governo centrale. Il fatto di 20 regioni. Allora, a mio modo di vedere, io penso che quando tu sottoscrivi un accordo in cui ti accolli il 65% del tuo bilancio regionale, perché la sanità oggi in Sardegna più o meno conta il 65% del bilancio regionale senza ricevere un euro dallo Stato, e anzi essendo a credito con lo Stato, io penso che qualche problema lo crea qualsiasi bilancio familiare di qualsiasi privato cittadino. Io penso semplicemente che lo Stato dovrebbe rispettare quello che è una propria legge costituzionale. Non dico che la regione Sardegna dovrebbe avere di più dallo Stato, io dico solo che la regione Sardegna dovrebbe avere quello che dovrebbe avere. Insomma, non mi hai risposto. Probabilmente non so rispondere. Io non puoi rispondere, perché sai che la risposta è la Sardegna ci perderebbe altro che 400 milioni all'anno. Ma andiamo avanti. Ma ci perderebbe in che senso però? Intendere, sai, i tinderi hanno questa caratteristica, sono stupendi, si contano, non sono più una questione di opinione, 1 milione è più di mezzo milione, 2 milioni è più di 1 milione, 1 milione e 1 euro è più di 1 milione, funziona così. Quindi io ti ho fatto una domanda chiarissima, semplicissima, banalissima, visto che conosci, ti ho detto, se la te la vuoi che la ripeta o... Sì. Di nuovo. Di nuovo, sono magari un po' se la Sardegna, se applichiamo alla Sardegna le regole di gestione del gettito fiscale che applichiamo per esempio alla provincia di Bolzano, ok? Sì. La Sardegna ha un attivo fiscale maggiore o minore di quello attuale, dove attivo fiscale può avere sia segno più che segno meno, per non usare probabilmente ci guadagna o ci perde? Probabilmente permane minore, probabilmente, ma non sono in condizioni di fare un calcolo dal punto di vista, ecco, però non era questo il discorso è di tipo politico, ho capito che cioè, con i soldi e basta non si può fare tutto. Io sul federalismo fiscale nel senso di dare a delle entità di dimensioni minime ragionevoli, perché bisogna anche evitare, capiamo, di creare Val d'Aoste. In questo deve esserci un minimo di senso comune nella definizione delle entità minime. Mi spiego. Voi capite che di per sé il principio del federalismo fiscale può essere tradotto in tanti linguaggi. Nella dottrina sociale della Chiesa lo chiamano sussidiarietà e dice fondamentalmente è meglio, lo fonda su dei principi morali, noi tendiamo a fondarlo su delle logiche più pragmatiche, però alla fine coincide, dice è meglio lasciare che certi servizi vengano erogati e finanziati e gestiti a livello più basso nella scala della complessità sociale e istituzionale, se così è possibile fare. La cura, questa è una delle ragioni per cui la dottrina sociale della Chiesa ha tutta una serie di attività è bene che siano svolte all'interno dell'ambito familiare, o si suggerisce che così sia, no? Ed è anche una delle ragioni per cui si ritiene che tutta una serie di beni e servizi sia legittimo e vantaggioso che vengano prodotte dal mercato, e cioè da singoli individui che interagiscono attraverso meccanismi di mercato, di prezzi, di cooperazione, e non con un'autorità statale che da sopra dice tu produci le patate, tu le fragole, tu pensi ai salami, io porto il vino, no? Questa è la logica. Noi la spieghiamo in termini di incentivi, banale, normalmente ognuno di noi più o meno sa come ha messo i soldi in tasca, come se li ha guadagnati, quanta fatica ha fatto,
e dà una qualche idea di dove li vuol spendere e dove non li vuol spendere. Se sbaglia a spenderli si dà una sberla e ricomincia il giorno dopo, giusto? Mano a mano che deleghi queste attività a livelli sempre più alti e complessi, sempre più persone, diventa tutto molto più opaco. Noi economisti diciamo che comincia a esserci asimmetria informativa, o l'informazione non è più pubblica ma privata, e quindi non riesci più a distinguere le responsabilità, le cose non funzionano ma non sai se è colpa sua, colpa sua, colpa sua, colpa sua, o semplicemente colpa del caso che gli è arrivata una pietra in testa a tutti e quattro, no? Quindi l'idea del federalismo fiscale è questa, cerca di tenerlo a dei livelli, quindi non serve nessuna neanche identità linguistica o culturale per farlo. È anche ovvio che siccome devi offrire dei servizi minimi per tutta una serie di cose tipo la giustizia, la difesa, la polizia, la magistratura e così via, che hanno dimensioni minime di funzionamento efficienti, sarebbe abbastanza sciocco che ogni quartiere avesse la sua polizia, un baiano, no? O che ogni quartiere avesse la sua politica estera, cioè la politica estera del mio condominio fa un po' ridere. E quindi è anche chiaro che quando vuoi pensare a meccanismi di decentramento devi pensare a una dimensione minima di queste entità che renda ragionevole gestire queste politiche, quindi entità troppo piccole in termini di popolazione e reddito non reggono, e poi a meccanismi di coordinamento. E poi spunto il fatto che nel mondo, nella tecnologia che oggi utilizziamo, vi sono ovviamente dei servizi che hanno tecnologie che permettono l'offerta minima a livelli molto piccoli. La scuola elementare, la scuola, l'asilo, eccetera, probabilmente non hanno nessun bisogno di coordinazione statale, forse hanno bisogno di verifiche nelle forme di test, che la qualità dei risultati ottenuti nel comune di 5.000 abitanti in una certa provincia del centro è paragonabile alla qualità dei risultati, ma questo è abbastanza semplice, poi la gestione si può fare tranquillamente a livello comunale. La polizia è un po' più probabile, è inutile chiedere che vogliamo gestirci la polizia americana con i sceriffi, in fin dei conti anche gli americani che curano stati di dimensioni tipicamente molto maggiori delle nostre regioni, alla fine hanno una polizia federale per tutti i reati seri, perché per ovvie ragioni devi coordinare. Quindi io su questo sono perfettamente d'accordo, ma sai qual è il problema? Da un lato il problema è che tutto questo tende a conflagrare, ed è una cosa che gli amici indipendentisti, io sono molto amico di indipendentisti veneti, e sono emozionalmente, qui viene la parte difficile, un indipendentista, nel senso che io notoriamente, tutti lo sanno, io parlo veneto e bene, credo che sia l'unica lingua che pronuncio adeguatamente, in qualsiasi altra lingua, incluso lo spagnolo, che parlo decentemente bene, ho scritto libri, articoli, però ho l'accento veneto, o almeno veneziano, ok? E ce l'ho plateale in italiano, ce l'ho plateale in inglese, tant'è che mi dicono you don't sound Italian, no, I sound Veneto, because the Italians have a different accent. Quindi ce l'ho, però credo francamente che gli indipendentisti dovrebbero avere, e lo dico spessissimo ai miei amici catalani, fra cui c'è qui Tito che pensa, tutti i nostri grandi amici catalani, economisti sono tutti, no? Con Andreu Mascolè, che per noi è un po' a mamma santissima, per primo. Quindi non è che io abbia antipatia, è che occorre capire che c'è una dimensione culturale dell'indipendentismo e dell'identità culturale locale, e poi c'è una dimensione invece politico-economica, e le due non devono essere necessariamente uguali. Non c'è nulla di male che comunità culturali rivendichino e si paghino la gestione della loro identità culturale e linguistica. Io credo che sia perfettamente legittimo e dovuto. Questo non implica che però devi inventarti lo Stato indipendente per cui ti fai la politica estera, dove gli amici catalani si sono fatti portare come dei tori dal drappo rosso di Rajoy proprio in questo. Si sono fatti prendere in giro e sono finiti. Io trovo, forse credo è il momento di dirlo, la condanna credo fatta stamattina dal Supremo spagnolo è inaccettabile, è un atto di oppressione palese, no? Cosa hanno dato a Oriol? 9 anni, 13? Cioè, vabbè, vediamo se dopo le elezioni il primo ministro sistema sta cosa, ma comunque. Però è anche vero che loro si sono fatti portare in un vicolo cieco un po' dalla tattica molto abile del PP, e che questo succede a molti movimenti indipendentisti italiani, incluso quello veneto,
poi produce i poveri cretinetti che vanno su Campanile di San Marco col trattore, oppure affermazioni un po' vaghe come queste, permettimi, Carlo, non Paolo, non è scritto nome e cognome, per cui stabilisci un rivendicazionismo fra un supposto popolo sardo e un supposto Stato che suona molto 1830, capisci? E io francamente vi invito a rifletterci, cioè non è più il 1830, non ci sono più i Savoia, la Sardegna oppure ci sono ancora purtroppo e alcuni girano per il paese, però insomma hanno una rilevanza minore. Il rapporto fra i cittadini, non il popolo, le persone che vivono in Sardegna e il resto dell'apparato dello Stato italiano non è quello dei tempi appunto del regno di Sardegna, come lo chiamavano, giusto? E va ripensato in quei termini lì, anche perché mi sembra plateale che uno dei problemi che tutti gli indipendentismi non hanno mai voluto affrontare, e infatti si sono scornati, è che tu, dato uno Stato che già esiste e un sistema giudiziario legale comune come quello italiano, come quello spagnolo, come quello francese per quanto riguarda la Corsica, puoi anche chiedere il diritto di secessione, ma devi avere un supporto della parte che decide di fare la secessione, non maggioritario, lo devi avere straordinariamente maggioritario. Cioè l'unica separazione felice o completamente felice che è avvenuta in Europa è quella fra la Boemia e la Slovacchia. E beh, c'era il 94% da entrambi i lati contento di divorziare, ai voglia, no? Anzi era la parte più povera che dice ci arrangiamo, toglietevi dalle perché non vi sopportiamo dalla vita, noi vogliamo stare sbagliati, e tu ti immagini, vai tranquillo così, risparmio. La Slovacchia è andato benissimo, ha funzionato esattamente, ha cominciato a crescere, è un paese molto piccolo, un po' più grande, sono 6 milioni, 5 milioni e mezzo, un po' più grande, è più piccola la Sicilia, no? Nel caso catalano, come nel caso qua, la richiesta di indipendentismo basata sul 51% è abbastanza una follia, ve ne rendete conto? Lo dice uno che sarebbe favorevole se i veneti all'80% dicessero facciamo la Serenissima, io mi candido Doge per una volta. Anche perché volete vedere che c'è vivere nel palazzo ducale mica male, poi il Buccittolo, tutte queste robe, no? Del Mallido. No, finisco subito e non aggiungo neanche molto. Quindi questi ragionamenti che tu hai fatto andrebbero portati, capisci, tolti dalla retorica del noi e lo Stato italiano e messi dentro invece in questi termini concreti. Per quello prima ho insistito maleducatamente a dirti ma in termini di soldi ci guadagnate o ci perdete? Capisci? Perché altrimenti... se lui ha un diritto di replica. No, E poi chiudiamo con Bianca. perché non vorrei... Ti chiedo di stringere... appunto, però hai no, tutto il diritto di... No, di replicare. vai avanti perché sennò poi non riusciamo a leggere le altre. La Corte Costituzionale termina nella sua sentenza praticamente dicendo, beh sentite, ha ragione la Sardegna, però io vi consiglio, Stato italiano e Regione Sardegna, non tiratela molto per le lunghe, mettetevi d'accordo. Quindi la Corte Costituzionale non... A transazione. In un certo qual modo, la Corte Costituzionale non dico che si tira indietro, però chiede ai due contraenti, diciamo così, arrangiatevi fondamentalmente. La Corte Costituzionale si è pronunciata sugli accantonamenti. Sì, esatto, sugli accantonamenti, perché non si è pronunciata sull'avvertenza entrate, perché si è pronunciata nel 2006 e ha detto che la Sardegna aveva ragione, ma poi Capellacci e anche Pigliaru non hanno voluto portare davanti alla Corte Costituzionale un ricorso, differentemente da come ha fatto il Friuli Venezia Giulia. Lì si chiude la storia dell'avvertenza entrate. Però è stato assolutamente, i 10 miliardi non sono frutto di un'invenzione, ma sono dati elaborati dalla Regione Sardegna che ha messo a disposizione di chi appunto glieli ha chiesti. Non so se abbiamo chiarito il ruolo dell'indipendentismo, la mia impressione, la ribadisco, è che è una questione culturale, che uno deve, è una specie di lusso, che è perfetto. Questo microfono è molto lungo, che mi pare una... Non è certo. sia perfettamente legittimo pagarsi, però che occorre assolutamente evitare di far conflagrare con le questioni economiche e politiche più generali. Mi pare chiaro anche dalla risposta
di Carlo, e insisto davvero, non è per polemiche, perché occorre capirlo, che focalizzarsi su queste cose puntuali della lotta fra Regione Sardegna con lo Stato italiano, perdendo il complesso dei rapporti fra le due entità. Mi stavo leggendo la sentenza della Corte Costituzionale che fondamentalmente diceva questo, diceva sì, in punto di legge su questo punto specifico la Regione Sardegna ha ragione, però se la Regione Sardegna vuole ridiscutere con lo Stato italiano tutti i rapporti finanziari, fatelo, però sappiatelo che uscite col naso sanguinante. Ecco, quindi allora no, il problema se lo devono porre quelli che insistono sulla retorica dell'indipendentismo senza combinare niente, che non hanno trovato, permettimi, perché io non sono un indipendentista. a me mi sembra l'impressione che ho avuto, diciamo così. No, era Vabbè, non importa, vabbè, autonomista, quello che vuoi tu, le cose le hai dette. Ecco, let's stick to quello che abbiamo detto. Allora, siccome l'autonomismo sardo ha deciso che perché poi le questioni hanno una dimensione politica che va caricata, ha deciso che la strada giusta è diventare salviniano, buona fortuna. Le scelte politiche si fanno complessivamente, non si fanno con questi giochetti di contrapposizione su punti, si fanno complessivamente.